Agrigento, capitale del grande padel, per 1 o 2 giorni, tutto da scoprire e vivere all'insegna dello sport, della competizione, del divertimento, della solidarietà e del gusto. È tutto pronto al Tennis Club Città dei Tempi per l'iniziativa Free and Padel League Cup Star, che si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre prossimi. Si sfideranno 8 coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, 6 le nazioni rappresentate in esclusiva direttamente dal World Panel Tour. Arrivano le star, la coppia 12 e 15 della classifica mondiale, Adriana Lemandi, Cochi Nieto, Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. Poi anche Food e Beverage, lo spettacolo gratuito con Tonzinata Live e la solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte come l'Avis, l'Unicef, Fontanelle Insieme, l'evento organizzato dalla SD Free and Padel Lag di Agrigento, sponsorizzata dalla HDI Assicurazioni e gode del patrocinio del Comune di Agrigento, assessorato allo sport e assessorato alle politiche sociali. Al via sabato mattina alle 10 le prime partite, come ci spiega Marco Miliotto, presidente della SD Free and Padel League Agrigento. Allora, divertimento sarà competizione, non solo, perché questa manifestazione sarà accompagnata anche da tantissimo sociale, sarà accompagnata da tantissimo benessere, sarà accompagnata da tantissimo food. Una manifestazione che parte sabato mattina, invitiamo già tutti, alle 10:30 cominceranno le prime avvincenti partite. Ci saranno 8 giocatori, 8 coppie che arriveranno dai maggiori circoli siciliani, che si contenderanno i 2 posti per far sì di poter giocare con le grandi star. 4 giocatori del World Padel Tour, ranking 12-15 mondiali del World Padel Tour. Non è facile riuscire a giocare con gente che vedi solo alla televisione, quindi una grandissima opportunità di sport. Ma oltre allo sport c'è tanto altro, perché ci sarà sempre a partire dalla mattina uno street food spagnolo, faremo paella valenziana, ci saranno club sandwich, ci saranno le fritture tipiche di pesce spagnole, ci sarà un intrattenimento il pomeriggio, quando interromperemo un po' le partite con Tom Sinatra, poi la sera le partite con la P maiuscola, ragazzi, diteglielo anche voi, la grandissima semifinale con veramente giocatori importantissimi. La domenica mattina ancora sport, la finale, ma prima della finale abbiamo invitato i ragazzini in carrozzina che giocano a tennis, l'Unitalsi che porteranno anche loro del rappresentante. Abbiamo invitato il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, l'Avis, quindi tanto sport e benessere. I giocatori intratterranno questo è il rappresentante, scambieranno qualche colpo di pallina, faranno tanto sociale e poi si dedicheranno allo sport. Quindi invitiamo tutti a essere tanti, a essere presenti, perché significa godersi tanto. Noi il Friends Padel League ha sempre sposato, da quando è nata la nostra associazione, da quando abbiamo cominciato ad organizzare il nostro primo torneo, a organizzare i nostri eventi, siamo partiti proprio con questa idea, l'idea del Friends. Friends significa socialità, Friends significa partecipazione, significa inclusione, significa amicizia. Tutti coloro che hanno voglia di stare con noi in amicizia, nel benessere e nello sport, che ben vengano. Questa manifestazione non dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo ringraziare il nostro main sponsor HDI, che ci ha permesso di poter ottenere tutto questo, perché come dico io, il padel è patrimonio di tutti. Grazie alla sponsorizzazione del main sponsor HD siamo riusciti ad avere le risorse per poter portare qualche cosa che forse solo noi siamo riusciti a portare, quantomeno in Sicilia, ad un torneo di questo livello. Quindi buon divertimento, il divertimento è assicurato, il benessere è assicurato. Venite perché noi vi aspettiamo a braccia aperte. Oltre al nostro sponsor HD dobbiamo ringraziare il Comune di Agrigento, perché ha patrocinato la manifestazione, grazie anche all'assessore alle politiche sociali Marco Vullo e l'assessore allo sport Costantino Ciulla, e l'AXI, con la quale noi siamo associati e convenzionati, che ci ha dato tanto supporto anche dal punto di vista logistico e anche dal punto di vista anche gestionale.
Ricordiamo un'altra cosa, che sabato pomeriggio il grandissimo, il bellissimo torneo dei ragazzini, non dimentichiamolo, il torneo Open giallo 8-16, quindi ci saranno delle partite che si avvicenderanno di grandissimo divertimento, dove ci saranno i ragazzini che si sorteggeranno tra di loro le coppie e si divertiranno tantissimo sotto gli occhi delle stars, perché giocheranno e saranno visti e visionati dalle 4 star che ricordiamo: Cochi Nieto, Tito Allemandi, Lucas Bergamini e Lucas Campagnolo, che saranno qui a dargli un'occhiata e chissà cosa potrebbe uscirne fuori. Quindi davvero vi aspettiamo, vi aspettiamo.